Emergenza maltempo, enorme masso si stacca e precipita in strada ad Agordo schiacciando una macchina, nessuna vittima per miracolo, 5 case sgomberate per verificare danni strutturali. Caos neve in tutto il Bellunese, blackout, strade in tilt, 3 valanghe in Alto Adige, autostrada del Brennero chiusa, code chilometriche. Vagone di un treno merci deraglia, scontro con un altro treno merci a Vederago. All'alba, macchinisti salvi, la linea Treviso-Castelfranco chiusa. 2 vittime in poche ore sulle strade a Limena, scontro frontale, perde la vita un 52enne, a Preganzò il 30enne travolto ucciso da un'auto sul terraglio. Grave infortunio sul lavoro a Spresiano, operaio 23enne schiacciato da un macchinario a fine turno nella tarda serata di ieri, è in fin di vita. Il governo annuncia un piano da 9 miliardi contro il dissesto idrogeologico, queste sono risorse come ossigeno, dice il governatore Zaia, siamo pronti con le ruspe con opere subito cantierabili. Dopo le polemiche di questi giorni, con Treviso Marco Goldin sbarca a Padova per presentare le 2 mostre evento del 2020-2021, si parte con Van Gogh, si prosegue con i cieli da Canaletto a Monet. Alunni e scolari di diverse scuole della sinistra Piave premiati ieri a Conegliano da Sarno per aver realizzato i presepi utilizzando solo materiale recuperato. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e c'è l'emergenza maltempo in primo piano. Ieri abbiamo raccontato un po' della protezione civile regionale già allertata da ieri, soprattutto nella zona del Bellunese. Ci sono pesanti disagi un po' in tutto il Bellunese, ma anche, come sentiremo, in Alto Adige con 3 valanghe, una di queste sull'autostrada del Brennero ha provocato la chiusura dell'autostrada. Tra i tanti episodi conseguenti al maltempo di queste ore, l'episodio più grave è quello di un masso che si è letteralmente staccato ed è finito in strada ad Agordo, una tragedia veramente sfiorata, e ci sono anche delle case sgomberate. Ma allora, per farci il quadro complessivo del maltempo in queste ore, ci colleghiamo in diretta telefonica con Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, e come hai detto tu, stamattina ad Agordo si è sfiorata la tragedia, non è un luogo comune perché le immagini che vi mostriamo sono davvero drammatiche. Un enorme masso si è staccato dalle pendici del Monte Framonte, versante soprastante la 203 Agordina, è rotolato a valle causando un rumore impressionante, compiendo salti di 7-8 metri, ha sfiorato una casa, sfondato un'auto, una Suzuki di proprietà del residente in quella villa, per fermarsi in mezzo alla strada. Per un miracolo non ci sono stati né feriti né morti. Il tratto di strada interessato è fra Agordo e Taibon in località Bries. La 203 è stata chiusa al traffico e si transita sulla circonvallazione che bypassa il comune di Agordo. Il masso è stato rimosso dal personale di Veneto Strade che ha lavorato assieme ai vigili del fuoco, e il sindaco di Agordo proprio poco fa ha firmato l'ordinanza di sgombero della casa sfiorata dal masso e di un altro paio di villette che stanno di là della strada, esattamente lungo la traiettoria dell'evento franoso. Tutto questo fino a quando non sarà eseguito un sopralluogo del geologo della provincia che dovrà dire in che condizioni è quel versante e che tipo di lavori, di interventi devono essere fatti per metterlo in sicurezza. Questo è l'ultimo dei disagi in ordine di tempo causati dal maltempo che sta mettendo nuovamente a dura prova l'Alto Bellunese, dove la neve ha sfiorato il metro d'altezza fino ad ora a Cortina, ma in Comelico la coltre ha raggiunto il 1,5 metri. Da questa notte si susseguono i blackout che hanno lasciato senza energia elettrica moltissimi comuni dell'Alto Bellunese, tra questi San Vito e in Agordino di Gonera, Caprile. La statale 51 di Alemagna è chiusa ad Acquabona e Cortina è letteralmente in tilt a causa della montagna di neve affrontata in maniera spregiudicata da autisti di camion e pullman che si sono avventurati in strada senza catene e senza però essere bloccati dalle forze dell'ordine che da ieri, si era detto, avrebbero dovuto vigilare sugli automobilisti, sul traffico in montagna. Tutti i passi dolomitici sono chiusi per valanghe, per cui l'allerta rischia di livello 4, cioè il massimo, con rischi maggiori per la viabilità e gli impianti sciistici. A sud della provincia di Belluno è chiusa la galleria di Segusino al confine tra il Bellunese e il Trevigiano, impraticabile perché è invasa dall'acqua. Inutile dirvi che la resistenza psicologica dei bellunesi è messa nuovamente a dura prova e che i social sono invasi da messaggi della gente che lamenta
la mancanza di servizi a fronte di una nevicata prevista da una settimana. Sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, si sono registrati accumuli di neve fresca fino a 43 centimetri e le previsioni di ARPAV prevedono ancora pioggia su tutta la regione, qualche centimetro di neve ad alta quota con una pausa del maltempo in giornata, mentre domani tornerà a piovere con qualche fiocco di neve sulle cime. Il fenomeno dell'acqua alta ha interessato nella notte il centro storico di Venezia, dove sono stati misurati 111 centimetri d'altezza sul medio mare. Era prevista una marea di 120 centimetri, ma l'allentarsi del vento di scirocco ha di poco limitato l'innalzarsi dell'acqua in laguna. Analoga situazione si sta ripetendo proprio in queste ore. Da ultimo, in Alto Adige vi dico che l'autostrada del Brennero è stata chiusa in direzione nord tra Chiusi e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati dalla neve. Si è formata una coda di 12 chilometri, ma anche la statale del Brennero è bloccata a causa neve tra Vipiteno e il confine di Stato, così come la statale della Val Venosta. Per ora è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani per questo report sul maltempo. Tornando ad Agordo, sono 5 le case che sono state evacuate, sgomberate per effettuare quei rilievi di cui parlava Tiziana, e 20 le persone quindi che sono ospitate in queste ore dai familiari. A proposito intanto di maltempo e in questo caso di dissesto idrogeologico, ieri l'annuncio del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che a metà febbraio il governo presenterà un piano da 9 miliardi contro il dissesto idrogeologico. Il commento del governatore Zaia: queste risorse sono come l'ossigeno, siamo pronti con le ruspe, con opere subito cantierate, siamo pronti perché siamo il Veneto della grande alluvione del 2010 e dei 28.000 ettari di boschi abbattuti dal tornado tra fine ottobre e primi di novembre. Siamo pronti, dice Zaia, perché sappiamo cosa fare e come farlo. Abbiamo un grande piano complessivo di interventi redatto da un luminare come il professor Dal Paos. Sono fondi di grande importanza anche quantitativa che andranno indirizzati verso chi ha progetti realmente, dice, cantierabili, evitando che vadano in parcheggi di amministrazioni non pronte per poi non essere spesi. Dunque, dice, siamo pronti per poter utilizzare queste risorse per opere di contrasto al dissesto idrogeologico. Un'altra tragedia si è sfiorata questa mattina, però non c'entra il maltempo, c'entra il cedimento di un binario, un vagone che deraglia, lo scontro fra 2 treni merci sulla linea Treviso-Castelfranco, che adesso di fatto è chiusa. Ci racconta quanto avvenuto al telefono per noi Lucio Zanato. Lucio. Vi parlo dalla stazioncina di Albaredo di Vedelago, dove questa mattina alle 5:40 un vagone è deragliato e ha impattato con un locomotore che stava sopraggiungendo in direzione opposta. Per fortuna nessun ferito, però danni importanti a una delle 2 tratte che collegano Milano con l'est, con la linea da Treviso-Castelfranco-Vicenza, ma qui passa un Frecciarossa e diciamo traffico passeggeri davvero importante nell'asse appunto est-ovest. Allora, cosa è successo? In poche parole, questa mattina intorno alle 5:40 2 convogli merci si sono incontrati nelle 2 linee opposte, ma a un certo punto, poco prima, un vagone della linea che stava andando verso Vicenza è uscito dai binari. L'angolo di questo vagone ha impattato, per fortuna solo lateralmente, con il locomotore che sopraggiungeva in senso opposto. Un colpo importante, davvero molto importante, il macchinista si era visto davvero brutto, ma per fortuna nessun danno alle persone. Danni, ripeto, ingenti, importanti per quanto riguarda la linea dove appunto il vagone è deragliato, traversine spaccate, binari piegati, insomma il problema sarà importante per ripristinare la tratta. Tanto è vero che in questo momento ci sono corse sostitutive, tanto è vero che i tecnici sono al lavoro per riuscire almeno a trainare uno dei 2 convogli e quindi ripristinare un transito alternato su un unico binario. Ripeto, per fortuna nessun ferito, ma solo danni per questi 2 convogli merci, tra l'altro di aziende private e non di proprietà delle ferrovie dello Stato. E per il momento l'Albaredo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato. A Rovigo adesso, anzi a Castelmassa, in provincia di Rovigo, dove un 26enne cittadino marocchino regolarmente residente in Italia, dopo
una lite con la moglie ventenne, sua collazionale, l'ha cosparsa di liquido infiammabile tentando di darle fuoco. È stato però subito bloccato da un parente che si trovava in casa. La giovane donna è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118, ricoverata in ospedale. L'uomo è stato, come dicevamo, bloccato e arrestato dai carabinieri di Rovigo. E le ultime ore purtroppo hanno visto aggiornare il bilancio dei morti sulle strade nel Veneto. All'alba un terribile frontale a Limena. Schianto mortale all'alba lungo la statale del Santo a Limena. Questa mattina, poco prima delle 6, ha perso la vita un 32enne del posto. L'incidente è avvenuto in via Montegrappa. Un'auto si è scontrata frontalmente con un camion. La vittima è Fabrizio Galuppi, 32enne residente in paese. Irriconoscibile la carcassa della Ford è stata trasportata via dal soccorso stradale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del SUEM. I rilievi sono durati fino alle 10 del mattino. La polizia stradale ha momentaneamente chiuso la strada, poi riaperta a senso unico alternato. Qualche ora prima, nella Marca, un'altra vittima lungo il Terraglio. Stava attraversando la strada per andare a casa di rientro dal lavoro quando è stato falciato da un'auto. Tragico investimento ieri sera alle 20 a San Trovaso di Preganzioli, in via Franchetti. Morto sul colpo un 30enne di origini cinesi. Abitava con la moglie ed un figlio di 6 anni a 2 passi dal luogo della tragedia, davanti alla pizzeria, all'antico Cason. Nel piazzale, dietro locale, c'è il laboratorio che l'uomo gestiva assieme ai familiari. La tragedia all'ora di cena. Era buio, pioveva, la visibilità scarsa e l'asfalto viscido. L'auto condotta da un 40enne che procedeva in direzione Terraglio non è riuscita ad evitarlo. Dai primi accertamenti pare che il pedone stesse parlando al cellulare e forse proprio questa distrazione si è rivelata fatale. Nonostante i soccorsi, per il 30enne non c'è stato nulla da fare. Si tratta del terzo grave incidente a Preganziola nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso uno studente di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un camion sul Terraglio. Il 7 gennaio una ragazza di 19 anni era stata investita sempre sul Terraglio a San Trovaso. È morta dopo 3 giorni d'agonia. Un'altra piaga purtroppo quella degli infortuni sul lavoro. Ieri sera, alla fine del turno serale, un 23enne in gravi condizioni per essere stato schiacciato da un macchinario. È ricoverato in condizioni molto serie all'ospedale di Treviso il giovane di appena 23 anni, rimasto ferito ieri sera in un infortunio sul lavoro nell'azienda Volpato di Spresiano. L'incidente è alle 21:30 nella ditta che si occupa di confezionamento di componenti per mobili. A fine turno il ragazzo, residente a Nervesa della Battaglia, è rimasto schiacciato da una pressa e ha riportato un grave trauma toracico. La gravità della situazione è stata subito chiara. Immediatamente sul posto sono stati fatti intervenire i sanitari del SUEM 118. Nel frattempo, per liberarlo e cercare di eseguire le primissime manovre rianimatorie, sono intervenuti i colleghi presenti in fabbrica in quel momento. Il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Nello stabilimento sono intervenuti anche carabinieri della stazione di Spresiano e ispettori dello Spisal per verificare eventuali responsabilità. A Codevigo una tragedia, un 60enne in bicicletta che torna a casa, scivola e finisce nel canale. Un pensionato di 60 anni di Codevigo ha perso la vita a pochi metri dalla sua abitazione, cadendo nel canale Altipiano mentre percorreva in bicicletta via Quarrin. I vigili del fuoco di Piove di Sacco sono scesi con una scala lungo la ripida sponda del canale, riuscendo a recuperare il corpo che è stato portato fino al piano stradale. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La bicicletta non presentava segni di danneggiamento. Il personale ha attribuito le cause del decesso ad annegamento, escludendo la responsabilità di terzi. È una famiglia di 7 persone a Legnago, siamo nel Veronese, è attualmente sfollata a causa di un incendio che nella serata di ieri si è sviluppato nella loro abitazione nel capoluogo appunto della Bassa Veronese. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno coinvolto l'intera abitazione, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco, abitazione di 4 piani, e le fiamme sono state contenute dai pompieri prima che si allargassero alle abitazioni attigue. Al momento del rogo non c'erano persone all'interno dell'abitazione che è stata dichiarata inagibile. Nel Vicentino invece una truffa informatica e un 65enne vede sparire dal conto corrente 3.400 euro.
Non ha potuto fare altro che presentare denuncia alla Polizia di Vicenza. Il 65enne con conto corrente in un istituto bancario di Torri di Quartesolo, che si è visto sottrarre con pochi clic 3.400 euro. Tutto iniziato da una mail perfettamente contraffatta con il logo della banca che segnalava la registrazione di un'operazione anomala. È bastato rispondere alla mail inserendo i codici di accesso all'home banking perché in un paio di minuti dal conto partisse un bonifico diretto in Spagna. Senza capire cosa fosse accaduto, il 65enne si è rivolto alla banca scoprendo così la truffa. L'attenzione deve quindi essere massima sui codici di accesso, perché il phishing via internet, ovvero il furto di codici personali da chi si finge un ente affidabile, è una delle truffe più diffuse in questo momento. Furti e sicurezza, la rete di vigilanza privata contro i ladri avviata dall'associazione Furti in Corso continua ad allargarsi nella provincia di Treviso e a breve potrebbe partire anche nel capoluogo, proprio Treviso. Lo ha raccontato ieri sera alle 20:10 il presidente dell'associazione Christian Demma, che ha ricordato anche come l'idea della pagina Facebook sia nata da un trauma subito personalmente dalla sua famiglia. Sono arrivato in camera e ho trovato davanti, cioè dietro la porta di vetro, il ladro che cercava di sfondarla. Al mio arrivo, con le luci già accese, non si è scomposto e ha cercato comunque di continuare a sfondare la porta. A quel punto ho capito che c'era qualcosa che non andava bene e ho fatto allontanare urlando la moglie e i bambini. È iniziato tutto così, esattamente 4 anni fa. L'origine di quello che da gruppo Facebook è diventato un vero movimento di autodifesa contro i ladri è un trauma vissuto da chi poi ha ideato lo stesso gruppo. Christian Demma lo racconta a 20:10. Il ladro in casa, la paura, il bandito, le minacce. Quella sera Demma, che l'11 febbraio incontrerà il prefetto di Treviso per un colloquio sulle attività del gruppo, ha deciso che qualcosa andava fatto concretamente e in pochi anni la pagina Facebook Furti in Corso è diventata un importante strumento di vigilanza, più ampio dei normali controlli di vicinato, perché al suo interno si trovano migliaia di cittadini da numerosi comuni della Marca e ormai non solo dalla Marca. Adesso ci c'è anche Venezia, perché tutti i comuni limitrofi, Roncade è a 2 passi da Quattrodaltino, quindi con Venezia è giusto che entrino anche loro, in maniera da capire i movimenti dei ladri in quel momento. E poi l'idea che ha fatto salire il gruppo, ora associazione, alla ribalta: l'autotassarsi per finanziare l'uso di guardie private in giro per le vie. 62 euro a famiglia per un anno di servizio, 2 passaggi notturni ogni giorno. Riscontri positivi, la vigilanza è partita a Silea, Roncade e San Biagio di Callalta e sta per iniziare a Carbonera e Casier, ma è destinata ad allargarsi. Mi chiedono Monastieri piuttosto che Quinto, Ponzano, mi chiedono anche Treviso in realtà. Infatti sto aspettando un colloquio con il sindaco Conte, proprio perché ho piacere, come ho fatto in altri comuni, prima parlare con il sindaco. Fuori dal gruppo gli esaltati delle armi o chi vuole sfruttare politicamente l'associazione. La parola d'ordine è avvertire sempre prima le forze dell'ordine e lasciare ai professionisti la gestione della sicurezza, una sicurezza che evidentemente manca al di là delle cifre ufficiali. Se guardiamo il caso molto semplice di Roncade, i primi 10 giorni di novembre nelle ufficialità c'erano una ventina di furti, in realtà erano ben più di 50 tentati furti. Ovvio che non mi denuncia chi non è assicurato, perché chi non è assicurato dice cosa vado a denunciare, e in realtà è sbagliato, perché poi ci troviamo in queste situazioni dove mi si dice che è la città più sicura, dove non ci sono furti, e in realtà ce ne sono quasi il triplo. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per tornare a parlare della polemica che si è innescata a Treviso dal momento che ha annunciato di aver scelto di abbandonare la rete dei comuni che lotta contro le discriminazioni sessuali. Via dalla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. La Giunta Comunale di Treviso ha deciso di uscire dal circuito dei municipi impegnati contro le discriminazioni, nel quale la città era entrata nel 2014 su iniziativa della precedente amministrazione di centrosinistra. Lo annuncia una nota specificando che l'adesione alla rete Redi prevede una serie di impegni e di interventi vincolanti per la diffusione anche nelle scuole delle tematiche attinenti tra le altre cose al mondo gender. E questo è il punto. La giunta di centrodestra guidata da Mario Conte intende infatti cambiare passo anche su questo tema. Intendiamo come amministrazione puntare su quella che è la famiglia e sulla scuola, quali strumenti sicuramente
che poi sono quelli più adeguati e sufficienti per trasmettere quelli che sono appunto i valori del rispetto e quelli della diversità di genere. Il nuovo corso di Kasugana punta dunque sulla famiglia e in seconda battuta sulla scuola, quali strumenti adeguati e sufficienti a trasmettere i valori del rispetto e della diversità di genere, una decisione destinata sicuramente a far discutere e a riaccendere un dibattito che da decenni ha infiammato gli animi a Treviso, portando in più occasioni il capoluogo della Marca sulle cronache nazionali, dalle esternazioni nel 2007 dell'allora sindaco Gentilini contro gli omosessuali, apostrofati con ben altro epiteto, alla svolta arcobaleno della giunta Manildo che portò a Treviso il Gay Pride nell'estate del 2016. A Venezia adesso novità sulla tanto annunciata tassa di sbarco, ce le racconta Tommaso Stoppa in diretta. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove la Giunta Comunale è impegnata in questi giorni nel definire il regolamento della tassa di sbarco che dovrebbe entrare in vigore da maggio. E ci sono novità in merito alle richieste di alcuni comuni metropolitani, soprattutto quelli del litorale, che hanno sempre detto che i loro clienti non avrebbero dovuto pagare o comunque chiedevano degli sconti che arriveranno secondo quello che è in questo momento l'orientamento di Cafarsetti, in cambio però di alcune condizioni. Gli albergatori, attraverso delle convenzioni che le singole strutture stipuleranno con il comune, dovranno fare attività di informazione e educazione ai turisti in modo da trasformare questa occasione in un momento appunto educativo ed evitare quei fenomeni che i veneziani non sopportano di maleducazione, di turisti che si presentano con abiti non decorosi, in infradito e quant'altro. Spetterebbe agli albergatori educare i loro clienti, avvisarli di quali sono i comportamenti tollerati e quali no in città, e anche impedire loro, o comunque suggerire loro molto caldamente di non pranzare al sacco e ovviamente non potranno più fornire il cosiddetto pocket lunch, che è un servizio che molti alberghi offrono ai loro ospiti, di questo pranzo al sacco. Queste le novità, ma si tratta ancora di idee che saranno meglio definite nei prossimi giorni e delle quali vi daremo rapidamente conto. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso a Padova, che si prepara ad accogliere nei prossimi mesi le mostre di Marco Goldin. Una grande stagione d'arte per accompagnare Padova nel suo percorso di candidatura italiana UNESCO per il 2020. Sotto questi auspici è stato annunciato in pompa magna il progetto Padova la meraviglia del colore, che vede l'inizio della collaborazione tra l'assessorato alla cultura con il curatore trevigiano Marco Goldin. Protagonisti i dipinti, prima di Van Gogh, poi la suggestione dei cieli. Un progetto dedicato al colore per agganciarsi nel modo migliore possibile al tema dell'Urbs Picta e quindi al tema del colore, naturalmente declinato questo tema del colore nel mio campo, che è la pittura dell'8 e del Novecento. La location delle mostre sarà il Centro Culturale San Gaetano. Si comincerà il 10 ottobre 2020 con Van Gogh. Filo conduttore sarà il colore, analizzato anche dal punto di vista tecnologico. L'alternanza di sala in sala, di sale appunto nelle quali verranno esposti dipinti e disegni, e sale nelle quali verranno invece evidenziate immagini dei luoghi, studi e ricerche appunto sul colore. Unire insomma tecnologia e poesia è quello che vorrei fare, e anche nella seconda mostra, quella dedicata al tema del cielo, che è una mostra proprio pensata specificatamente per Padova. La storia dei cieli da Canaletto a Monet arriverà invece ad ottobre 2021, un percorso che avrà come punto di partenza Giotto e Galileo e che vuole continuare il successo delle precedenti mostre organizzate a Treviso, Brescia, Genova e Vicenza, che hanno richiamato oltre 2,5 milioni di persone. Goldin, con Linee d'ombra, approda a Padova dopo un divorzio con la città di Treviso che non è stato facile. La Guardia di Finanza infatti ha acquisito i documenti relativi alle esposizioni dedicate agli impressionisti e allo scultore Augusto Rodin. Nel mirino degli investigatori gli accordi in base ai quali la sede di Santa Caterina era stata messa a disposizione dell'amministrazione comunale, all'epoca guidata dal sindaco Giovanni Manildo e oggi presente a Padova. Noi abbiamo fatto le cose nel modo giusto e dovuto.
per cui non mi pare che ci sia da fare polemica su questa cosa qua. Se c'è qualcosa che qualcuno ha fatto, non noi certamente, che non andava bene, verrà segnalato. Ma adesso i sorrisi, dalle polemiche ai sorrisi degli alunni delle scuole della Sinistra Piave che sono stati premiati ieri a Conegliano per i loro presepi ecologici. Abbiamo usato di riciclo la carta, tagliando delle tesserine da incollare su tutti i pezzi. Il materiale riciclato sono i tappi, le stoffe e la carta. Sono due delle tante voci che questa mattina a Conegliano hanno partecipato alla premiazione del concorso indetto per l'8ª volta dalla Savno. Una manifestazione pensata per unire alla tradizione l'educazione sin da piccoli del recupero e del riutilizzo dei materiali. I ragazzi sono il miglior veicolo e questo noi li stiamo usando, ma però vedo che si divertono, quindi continuiamo sempre così, anzi potenzieremo queste uscite con i nostri ragazzi delle scuole. E devo dire la verità, sono i migliori partner per la Savno e per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono i migliori in senso assoluto. 4 le categorie in gara, corrispondenti ai livelli scolastici, quasi 500 gli studenti presenti all'Auditorium Toniolo delle 16 scuole premiate sulle 60 in gara. Creatività applicata allo scarto trasformato da rifiuto in risorsa naturale. Una vera e propria lezione pratica premiata sia per le idee che per i risultati, come per questo presepio primo in classifica tra le scuole elementari. È stato realizzato da noi bambini della scuola primaria di Santa Lucia della classe quarta e quinta. Abbiamo usato materiali forniti dalla natura, chiamando questo presepe omaggio alla natura, perché ogni giorno la natura ci regala cose di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. Complimenti ai ragazzi, noi ci salutiamo con le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato all'insegna del maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo infatti si presenterà molto nuvoloso con piogge frequenti e localmente anche di moderata intensità. Non si escludono locali nevicate a quote collinari. Temperature minime comprese tra i 4 e 9 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e 12 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il maltempo intenso riguarderà anche la nostra regione. Le precipitazioni infatti risulteranno piuttosto diffuse un po' su tutte le province, con abbondanti nevicate sulle aree alpine. Temperature minime comprese tra i 9 e i 10 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge e con nevicate, localmente anche abbondanti, meno sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.